benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Cuffaro a capo di un comitato d'affari occulto è l'ipotesi della Procura di Palermo nell'inchiesta sul nuovo scandalo della sanità in Sicilia. Dai PM la richiesta di arresto per l'ex governatore e per il parlamentare Saverio Romano, indagate altre 16 persone. Numerose le reazioni della politica alla notizia dell'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro e Saverio Romano. Il centrosinistra accusa Schifani e denuncia il sistema del malaffare. Capizzi, prima l'autopsia e poi i funerali di Giuseppe Di Dio, ucciso per errore sabato sera. Domani in programma l'interrogatorio di garanzia del ventenne accusato dell'omicidio. Sono 8 le vite spezzate dall'inizio dell'anno nell'isola. La sociologa si è perso il valore della vita. A Marsala, nel Trapanese, smantellata una piazza di spaccio, arrestati in 6. La base operativa ancora una volta il quartiere popolare di Sappuzzi. Rinvio a giudizio per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, accusati di aver causato la morte di Mirko Mattina. Il giovane era arrivato in ospedale per una pancreatite acuta. Ad Agrigento, Michele Placido dirige una miniserie Rai su Rosario Livatino, il giudice beato ucciso dalla stidda mafiosa. Un impegno che affronto con entusiasmo, dice Placido al nostro TG. Giuseppe De Domenico sarà Livatino. E poi il calcio, stangata del giudice sportivo, 4 turni stop a Ierardi dopo l'espulsione di Caserta. Nel Catania, che sfiderà l'Altamura, assenti per infortunio Aloi, Martin e Raimo. Speranze di recupero per Pieraccini. Bentrovati, l'avete sentito, saranno ascoltati il prossimo 14 novembre dal GIP di Palermo Totò Cuffaro e Saverio Romano, indagati per gli appalti truccati in sanità. Dall'interrogatorio dipenderà la decisione del GIP se arrestare loro e altri 16 indagati, come chiede la Procura. Manlio Viola. Un vero e proprio comitato d'affari con al centro l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, che avrebbe messo a disposizione la sua rete di conoscenze per incidere sui concorsi, sulle gare d'appalto e sulle procedure amministrative, in modo da favorire imprenditori amici, procurare loro vantaggi e al tempo stesso rafforzare il proprio consenso politico. È il quadro che disegna la Procura di Palermo nell'istanza al giudice per le indagini preliminari, nella quale chiede gli arresti domiciliari per lo stesso Cuffaro, per il capogruppo della DC all'Ars Carmelo Pace, per il deputato nazionale di Noi Moderati Saverio Romano e per altre 15 persone, fra cui lo storico collaboratore di Cuffaro Vito Raso e diversi manager della sanità da Caltanissetta a Siracusa e fino agli ospedali di Palermo. L'ex governatore, secondo l'accusa, sarebbe stato il dominus dell'associazione, impartendo direttive agli altri indagati. 4 gli episodi contestati in questa fase: 2 gare per servizi di ordine e polizia della Dusmet Service all'azienda ASP di Siracusa, un concorso per l'assunzione di 15 persone a tempo indeterminato all'azienda Villa Sofia di Palermo e infine una quarta gara che non riguarda la sanità ma il consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, nell'ambito della quale ci sarebbe stato un passaggio di denaro fra Cuffaro, Pace e un altro degli indagati, il direttore generale proprio del consorzio Giovanni Tomasino. Il GIP ora dovrà ascoltare tutti gli indagati. I primi 8 sono stati convocati per l'11 novembre, poi a seguire tutti gli altri il 12 e il 13 novembre per completare gli interrogatori il 14 con Cuffaro e Romano. Dagli interrogatori dipenderà poi la decisione del GIP se applicare o meno la misura degli arresti domiciliari chiesta dalla Procura. Numerose le reazioni della politica alla notizia dell'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro e Saverio Romano. Il centrosinistra accusa Schifani e denuncia il sistema del malaffare. Luca Ciliberti. All'Assemblea regionale siciliana il Movimento 5 Stelle abbandona l'aula per protesta. Schifani venga a riferire sulla sanità che precipita, dicono. Il presidente Schifani invece sceglie i social e in un post scrive: gli indagati potranno dimostrare nelle sedi opportune la loro estraneità alle contestazioni mosse dalla Procura di Palermo. L'inchiesta sugli appalti e le mazzette che coinvolge Totò Cuffaro e Saverio Romano, tra gli altri, scuote la politica siciliana. Queste fonti di prova non sarebbero nemmeno sufficienti per iscrivere Tizio o Caio nel registro degli indagati, non addirittura per chiedere gli arresti domiciliari.
Stessi nomi, stessi metodi, stessa impunità morale. È una questione etica e culturale prima che giudiziaria. Carlo Calenda, leader di Azione, chiede di sciogliere e di commissariare la regione siciliana. Il segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo ribadisce che in Sicilia c'è un sistema di malaffare e clientelismo che in questo governo guidato da Renato Schifani, di cui Cuffaro è uno dei suoi maggiori consiglieri politici, non è riuscito a spezzare e che noi denunciamo da troppo tempo. Italia Viva con Davide Faraone parla di un sistema della sanità siciliana da radere al suolo. Europa Verde chiede le dimissioni di Schifani. Ismaele Lavardera di Controcorrente invita Schifani a mettere alla porta la DC dalla sua giunta. Alleanza Verdi e Sinistra si scaglia invece contro tutto il centrodestra. Solidarietà a Saverio Romano dal gruppo di Noi Moderati e dalla deputata regionale Marianna Caronia. Non gioisco come forse faranno altri erroneamente convinti che la credibilità del governo si conquisti con l'arte dello sciacallaggio o alimentando il clima del lancio alle monetine, aggiunge Cateno De Luca, che spera che la giustizia faccia presto il proprio corso. Dunque Cuffaro e Romano, entrambi figli della vecchia Democrazia Cristiana, ancora oggi figure di primo piano della politica regionale siciliana. Luca Ciliberti. Totò Cuffaro e Saverio Romano, un legame politico di più di 30 anni. Cresciuti nella Democrazia Cristiana, entrambi in anni diversi sono stati segretari regionali dei giovani della Democrazia Cristiana, entrambi figli del vecchio potente ex ministro agrigentino Calogero Mannino. Totò Cuffaro, ex presidente della regione, Saverio Romano, ex ministro dell'agricoltura del governo Berlusconi. Un percorso politico condiviso tra i due, prima nella DC, poi il passaggio all'UDC. Romano lascia il partito di Casini, fonda il PID a sostegno di Berlusconi, poi la nomina a ministro, nonostante la pesante inchiesta per mafia nei suoi confronti. Nel 2001 la procura di Palermo lo accusava di essere vicino alla famiglia di Villa Abate. La soluzione arriverà nel 2012. Tra i due vecchi democristiani, nonostante le diverse strade politiche, l'amicizia non è mai venuta meno. C'era Romano a dividere con l'ex governatore le ore di attesa della sentenza della Cassazione che confermò la condanna dell'ex presidente della regione per favoreggiamento aggravato a 7 anni. Cuffaro ne ha scontati meno di 5 tra indulto e sconti di pena. All'uscita dal carcere Cuffaro rifonda la DC con ottimi risultati regionali. Romano viene eletto in Parlamento con Noi Moderati. Nel 2023 i giudici hanno ritenuto estinta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Cuffaro si è riaperta così la strada della politica attiva, con la possibilità di ricoprire anche cariche istituzionali. In prospettiva c'era un seggio alle prossime politiche, ma le loro strade, quelle dei centristi convinti, si sono separate ormai da mesi, pur restando insieme nel centrodestra. L'inchiesta di oggi è un terremoto all'interno del partito di Cuffaro. Oltre al suo leader, infatti, viene coinvolto e indagato anche Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars, e l'ex braccio destro di Cuffaro, Vito Raso. E cambiamo argomento. A Capizia attesa l'autopsia sul corpo di Giuseppe, poi i funerali del sedicenne. Intanto i 3 fermati, tra cui il 20enne accusato dell'omicidio, interrogati domani per la convalida del fermo. Francesco Triolo. Dovrebbero essere interrogati domani nel carcere di Enna Giacomo Frasconà Filaro, il padre Antonio, il fratello Mario e 3 uomini in stato di fermo da 3 giorni per l'omicidio di Giuseppe Di Dio, 16 anni, avvenuto a Capizzi davanti ad un bar sabato sera. Giacomo Frasconà, il più grande dei fratelli, è accusato di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di un'arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione, mentre il padre e il fratello sono accusati di averla accompagnata in auto in occasione del folle blitz in pieno centro urbano. Il GIP si pronuncerà sulla richiesta di convalida del fermo con mantenimento della misura cautelare in carcere che sarà formulata dal pubblico ministero Salvatore Interlandi. Gli indagati, secondo quanto riferito dal difensore, l'avvocato Felice Lofurno del Foro di Nicosia, sarebbero intenzionati a rispondere alle domande del giudice per fornire la loro versione dei fatti. Secondo il penalista, Giacomo, il presunto omicida, sarebbe stato oggetto di una serie di sbeffeggi da parte della vittima designata che sarebbero culminati in un pestaggio avvenuto poco prima della sparatoria. Subito dopo il pestaggio e la tesi della difesa, il giovane avrebbe raggiunto una casa abbandonata dove avrebbe preso la pistola con cui poi ha sparato. Ma qualcuno avrebbe avvertito la famiglia e il padre Antonio insieme al figlio Mario si sarebbero messi alla ricerca di Giacomo per evitare che facesse una sciocchezza. Dopo averlo trovato lo avrebbero fatto salire in auto, il giovane si era calmato e avrebbe chiesto al padre di lasciarlo davanti al bar per prendere una birra, invece si è consumata la tragedia. Intanto si attende che venga eseguita l'autopsia sulla salma di Giuseppe Di Dio, un atto dovuto in questi casi solo subito dopo potranno essere fissati i funerali. Una strage di giovani uccisi da altri giovani in Sicilia, spesso senza un movente. Sono 8 le vite spezzate dall'inizio dell'anno nell'isola. Pistole e coltelli a disposizione con facilità nelle mani di chi ha perso il valore di vita e morte. Il servizio di Roberta Lunghi.
La pistola caduta accidentalmente dalla tasca di un giovanissimo che viaggiava in bici con un coetaneo a Palermo, subito recuperata nello sconcerto dei passanti come fosse un pacchetto di fazzolettini, come fosse normale, in uno sfondo dove si impenna il conto di giovani uccisi da altri giovani con armi facilmente a disposizione. La disponibilità dell'accesso alle armi ha già in nuce la possibilità che queste vengano utilizzate per l'offesa. C'è anche un effetto, diciamo così, di imitazione dei social. La lite e poi lo sparo, lo scambio di persona, il proiettile vagante che diventa mortale, il fendente, l'intento di vendetta portato a termine, il femminicidio. Sara a Messina, Giuseppe a Capizzi, Paolo a Palermo, Massimo, Andrea e Salvatore a Monreale, Nicolas a Francofonte, Francesco a Catania. Non ci sono più. C'è una progressiva perdita e depotenziamento del significato della vita e della morte stessa, perché noi stiamo assistendo a un aumento delle commemorazioni e delle celebrazioni della morte online, che però stanno spostando ogni giorno di più, ci stanno allontanando ogni giorno di più dal sentimento di mortalità. Violenza trasversale, ma con un comune denominatore: il vivere in famiglie e contesti dove l'amore e la cura non sono più i cardini. In alcune famiglie la violenza sta al centro della casa e quindi io conosco soltanto quel modo di comunicare. Quando mi rapporto con i miei pari, mi rapporto con l'unico strumento che conosco, che è la violenza. A Marsala, nel Trapanese, smantellata una nuova piazza di spaccio, arrestati in 6 che erano tornati a organizzarsi. La base operativa, ancora una volta, il quartiere popolare di Sapuzzi. Laura Spanò. I carabinieri di Marsala hanno arrestato 6 persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La base operativa era nel popolare quartiere Sappusi, già al centro di numerosi blitz antidroga. L'indagine ha documentato le fasi di riorganizzazione del sodalizio criminale. L'operazione si pone in rapporto di continuità con le precedenti indagini Virgilio e Virgilio 1, che negli ultimi anni hanno consentito di smantellare fino a impedire qualsiasi tentativo di riorganizzazione della storica piazza di spaccio di Sappusi. Eseguite perquisizioni personali domiciliari alla ricerca di armi, droga e soldi. L'inchiesta avrebbe fatto emergere le attività di approvvigionamento e commercializzazione di crack e cocaina e di documentare il sistema di recupero credito con estorsioni anche nei confronti di pusher della stessa organizzazione, che sarebbero stati costretti a dare impegno alla carta prepagata del reddito di cittadinanza a garanzia degli illeciti debiti contratti. Sempre a Marsala la Guardia di Finanza ha arrestato anche un uomo che aveva trasformato la sua casa in market del crack, sequestrata una carabina. Stragi di Capaci e Via D'Amelio, archiviata l'inchiesta sul pentito Avola. Le sue dichiarazioni sulla partecipazione agli attentati mafiosi di esponenti dei clan catanesi, ritenute prive di riscontro dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. Roberta Lunghi. C'è una totale falsità del narrato, così il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta avviata sulle dichiarazioni del pentito Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Secondo il magistrato, le accuse del collaboratore di giustizia nei confronti di alcuni esponenti di Cosa Nostra catanese, tra cui Aldo Ercolano, Marcello D'Agata e Eugenio Galea, non trovano alcun riscontro. Si pone così una pietra tombale sulla pista investigativa che aveva ipotizzato il coinvolgimento di uomini di Cosa Nostra catanese nelle 2 stragi che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Avola, che scelse di essere un soldato della famiglia Santa Paola, da lui venerato come un soldato venera il proprio generale, eseguendo gli ordini senza porsi interrogativi, braccio insieme ad Ercolano, che uccise Pippo Fava, dopo l'arresto decise di collaborare con la giustizia. La richiesta di archiviazione arriva dopo indagini e intercettazioni che non hanno lasciato spazio alla possibilità di avvalorare le dichiarazioni generiche di Avola sulla strage di Capaci, non sufficienti a dimostrare una partecipazione diretta sua o di altri catanesi alla fase preparatoria dell'attentato. Per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio, in cui il pentito del clan Santa Paola si era autoaccusato dell'esecuzione materiale insieme ai boss Ercolano, Giuseppe Filippo Graviano e Matteo Messina Denaro, il giudice ha rilevato molteplici incongruenze e contraddizioni che rendono il suo racconto non attendibile e privo di riscontri oggettivi.
Rinvio a giudizio per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta accusati di aver causato la morte di Mirko Mattina. Il giovane è arrivato in ospedale per una pancreatite acuta. Il servizio di Rita Cinardi. Avrebbero somministrato farmaci non sufficienti e in ritardo. Questa è la tesi del GUP del Tribunale di Caltanissetta, che ha rinviato a giudizio 4 medici dell'ospedale Sant'Elia per la morte del 26enne nisseno Mirko Mattina. I professionisti sono accusati di omicidio colposo in concorso. Secondo l'accusa, il loro approccio diagnostico e terapeutico nel trattare la pancreatite acuta del paziente sarebbe stato carente e colposamente tardivo, tanto da determinarne la morte. La vicenda risale alla notte del 26 dicembre di 4 anni fa, quando Mirko, accompagnato dal padre Vincenzo, si presentò in ospedale con forti dolori addominali. La prima TAC aveva evidenziato una pancreatite, ma il giovane fu trasferito nell'area del pronto soccorso infettivologico a causa della positività al Covid-19, senza, secondo quanto denunciato dai familiari, ricevere assistenza adeguata. Nelle ore successive le sue condizioni peggiorarono drammaticamente. Mirko, dal pronto soccorso, continuava a chiedere aiuto al padre tramite SMS, una sofferenza costante fino a quando il ragazzo, alle 3 del mattino del 28 dicembre, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio. In Sicilia sono 270 le vittime accertate di violenze sessuali in ambienti ecclesiastici dal 2000 a oggi. È quanto emerge dal nuovo rapporto di Rete L'Abuso, che fotografa un fenomeno ancora sommerso, fatto di paura, silenzi e omertà. Gerry Italia. Il silenzio è ancora la barriera più alta in Sicilia. Dal 2000 a oggi sono 103 i casi documentati di violenze sessuali legate a contesti ecclesiastici, con 270 vittime accertate. A dirlo è il nuovo report di Rete L'Abuso, che da anni raccoglie testimonianze e dati in tutto il paese. Un quadro drammatico che su scala nazionale conta oltre 4.300 persone coinvolte. 10 casi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 a Enna, 16 a Messina, 20 a Palermo, 6 a Ragusa, 11 a Trapani e 10 a Siracusa. Nella maggior parte degli episodi l'abusante è un sacerdote, 86 casi, seguono catechisti, laici e un educatore scout. Le vittime, quasi tutte minorenni e di sesso maschile, spesso restano sole, senza voce. Tutti i casi censiti derivano da denunce dirette o riscontri nelle cronache giudiziarie. In Italia non c'è l'obbligo di denuncia, nessun cittadino ha l'obbligo di denuncia, anzi corre il rischio di essere controquerelato per calunnia qualora non abbia le prove per dimostrare una denuncia del genere. Ecco, la Chiesa si avvale di questo voto legislativo e quindi purtroppo anche se dicono che hanno la facoltà morale di denunciare, nei fatti poi in Italia non c'è una sola denuncia. Secondo l'associazione, in Italia sono oltre 1.100 i religiosi identificabili come sex offender, ma il conto potrebbe salire. Non sono ancora inclusi i vescovi accusati di omissioni o di insabbiamenti. E proprio in Sicilia si attende l'evoluzione del processo per falsa testimonianza a carico del vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, legato al noto caso Rugolo, il cui iter è entrato in fase pre-dibattimentale lo scorso 29 ottobre. È un segnale chiaro, da un lato dicono che con l'atto della magistratura denunciano qui e là e poi di fatto però vediamo inviati a giudizio, vuol dire che diciamo che questa è la prova contraria. Vicende diverse unite da un'unica richiesta: verità e giustizia per chi ha subito in silenzio. Agrigento si trasforma in un set a cielo aperto per le riprese della miniserie Rai Il giudice e i suoi assassini. Michele Placido porta sullo schermo la storia del giudice Beato Rosario Livatino, simbolo di fede e legalità, ucciso dalla stidda mafiosa. Il regista sta lavorando in Sicilia in questi giorni, animato da una grande passione, e ci racconta lui stesso perché. Eva Spampinato. Riprendere soprattutto quello che Livatino amava di più, fiducia nella giustizia e alla fede, perché lui amava la figura di Cristo. Michele Placido non nasconde l'entusiasmo che in questi giorni e in queste notti lo sta spingendo a lavorare senza sosta nei luoghi di Rosario Livatino. Raccontare una figura straordinaria e potente come quella del giudice Beato, ucciso dalla mafia nel 1990, per Placido è un modo per rendere omaggio ad un giovane uomo diventato simbolo di coraggio e integrità. Cristologia e giustizia. Sono tanti gli elementi che hanno fatto sì che io con questo entusiasmo riprendessi in mano questa nuova
scoperta. Lo incontriamo durante le riprese della nuova miniserie Rai, Il giudice e i suoi assassini. Placido ci svela anche un altro motivo che lo ha spinto alla regia per la prima volta in una fiction Rai. Soprattutto per la collaborazione con Falcone e Borsellino, cosa che non c'era nella passata storia. E questo è stato l'elemento che mi ha incuriosito moltissimo. Protagonista è Giuseppe De Domenico, affiancato da un cast d'eccezione con Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Francesco Benigno. Questa dedica fatta dal maestro Michele Placido sia veramente dovuta e soprattutto conoscendo le capacità del maestro Michele Placido sono sicuro che uscirà fuori una gran bella fiction. Le riprese, iniziate a fine settembre, si svolgono nei luoghi reali della vicenda, da Canicattì ad Agrigento, per restituire autenticità e radici ad una storia che parla ancora al presente, quella di un uomo che fece della giustizia la propria missione e che poi fu proclamato anche beato. E adesso una pausa, tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, ripresa oggi dopo 3 giorni di pausa la preparazione del Catania in vista della gara interna contro l'Altamura, purtroppo con una brutta notizia, più pesante di quanto previsto, la squalifica rimediata da Gherardi per l'espulsione di Caserta. Francesco Trioli. Una stangata per Mario Gherardi e per il Catania, l'espulsione a Caserta costa cara al difensore rossazzurro, ben 4 giornate di squalifica per il fallo di reazione commesso su Heinz a 6 minuti dallo scadere quando i rossazzurri erano avanti per 2-1. Gherardi così, oltre alla sfida in casa con l'Altamura, salterà la trasferta di Casarano, il successivo match interno con il Latina e la gara esterna con il Picerno, tornando a disposizione solamente a dicembre per Catania Crotone. Per rimpiazzare lo squalificato Gherardi, Toscano dovrebbe ricorrere a Pieraccini, rilevato proprio da Gherardi nel secondo tempo della gara di El Pinto, l'ex Cesena uscito per un affaticamento muscolare ma che sembra recuperabile per domenica. I rossazzurri hanno ripreso oggi gli allenamenti in vista della partita di domenica pomeriggio e il nodo principale sembra essere proprio quello della difesa. Come detto, Pieraccini dovrebbe farcela, in caso contrario Toscano potrebbe arretrare sulla linea dei difensori Quaini e inserire a centrocampo Corbari. Intanto la Lega ha ufficializzato il calendario delle partite dal 5 dicembre al 5 gennaio. Il Catania giocherà in notturna venerdì 5 la gara casalinga col Crotone, di domenica alle 14:30 con Potenza e Atalanta, alle 12:30 invece sempre di domenica la trasferta di Foggia. E adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.